Primo partito alla Camera e al Senato. Il Movimento 5 Stelle in Veneto un assopiglia tutto, 24,5% al Senato, addirittura 25,6% alla Camera Veneto 1, per arrivare al 27,4% alla Camera Veneto 2, anche se la regione resta saldamente in mano alla coalizione di centrodestra, che però dimezza il carico di voti a favore dei grillini. Dal 60% totalizzato con l'elezione del presidente del Veneto Luca Zaia, PDL e Carroccio scendono al 33%. E solo nel 2008, per confrontare un dato politico, l'Alleanza aveva ottenuto la maggioranza assoluta con il 54,5%, percentuale che la coalizione verde-azzurra ora si sogna. A sbaragliare il tavolo i grillini, che già nel veneziano hanno messo a segno nelle amministrative del 2012 un sindaco, il primo cittadino di Mira, storica roccaforte della sinistra più salda. Ma la stangata l'ha presa soprattutto la Lega Nord, che paga in territorio lo scotto degli scandali nazionali, si ferma in Veneto all'11%. Un dato così negativo non lo registrava dal 2006. Meglio del Carroccio, in Veneto ha fatto persino la lista Monti con un 11% pieno contro il 10,9%, per essere precisi, della Lega. Parliamo di risultati al Senato. Il centro-sinistra al Senato si ferma al 25%, alla Camera al 22%, al 25% alla Camera Veneto 2. Il Partito Democratico resta però il secondo partito sia alla Camera che al Senato, con oltre il 20% delle preferenze. Il centrodestra porta a casa 14 senatori su 24, mentre alla Camera il centrosinistra, che al Senato ha solo 4 eletti, si aggiudica 23 deputati, mentre al centrodestra vanno 12 deputati. Il Movimento 5 Stelle totalizza 4 senatori e 10 deputati, tra i nomi già visti in Parlamento: Ghedini, Sacconi, Bonfrisco, Marin, Casellati, Bitonci, Munerato, Casson, Galan, Naccarato, Giorgetti, Longo, Martella, De Poli. Nomi nuovi: Dalla Tor, Puppato, Filippin, Santini, Moretti, Ilaria Capua, Zan ed ovviamente tutti i grillini. Ma se il Veneto resta baluardo del centrodestra, il centrodestra non è un baluardo così solido. Il PDL rialza la testa e trova nuovo vigore nell'alleanza Palazzo Balbi. Non sono voci di corridoio, ma richieste esplicite, quelle avanzate dai leader azzurri eletti e dallo Stato Generale del Popolo delle Libertà. In giunta ci vuole un rimpasto e la poltrona dell'assessorato alla sanità fa gola. Il segretario regionale del Carroccio Flavio Tosi tace, il titolare della sedia che scotta Luca Coletto aggiunge: l'alleanza è salda, decideranno in caso i segretari regionali.